più mi impegno a risolvere il problema dell'acqua, ad aumentare le pensioni e a diminuire le tasse. Siamo con Alessandro Gandolfo. Ciao Alessandro. Ciao, come stai? Bene? Allora, tutto bene, tutto bene. Quando inizia la tua carriera, vogliamo sapere? In sala parto il mio primo successo, non sto scherzando. Vabbè, da piccolo fare imitazioni dei vicini di casa, poi i compagni, la scuola, i professori e così. Comunque le prime imitazioni su un palco all'età di 16 anni. Buonasera anche a lei, la trovo bene. Innanzitutto ringrazio tutti gli italiani qui presenti, questo caloroso pubblico di Lercara. Chi è stato il tuo primo? È stato Adriano Celentano o qualcun altro? No, il primo no, forse fra i primi c'era Ramazzotti, Ciotti, radiocronisti, poi man mano sono arrivati pure Celentano, Pizzul e così via. Ma l'impatto col pubblico è stato sempre positivo? Ci sono momenti alti e bassi per chi fa questo mestiere, quindi è difficile far ridere la gente, quindi il comico insomma non Sì, è tanto facile. Oggi è difficilissimo perché le notizie brutte sono tantissime. Gli alti e bassi nella vita ci sono sempre, non solo per chi fa il lavoro dell'intrattenimento, qua del comico. Perché non fate un applauso tutte quante? Forza! Ma che mica ci applaudite, Che succede? Che succede? E tu leva sta musica che te. Ah, togliamo. Scusate, togliamo. Non ti posso lavare visto pure. Io volevo farle qualche domanda. Le persone che mi fanno domande mi fanno antipatia. Ecco, lei cosa pensa della sua terra, la Sicilia? La Sicilia è un'isola fatta di pochi angoli e latitanti. In effetti. Non mi piace la musica dal vivo. Vabbè. Mi piacciono i Flamino Mafia. Immaginavo. Poi mi piace una canzone di Battisti. Ah, quale? Il tempo di morire. Si dice progetti futuri, quindi Ma cosa... cercare una pizzeria nelle zone di Lercara Fridi, questo è un progetto importante. Ah, sì? Sì, all'1:20 di notte Bravo. mi hanno detto che si Ti trova. ci portiamo. È forte questo pubblico, mi piace. Ospite graditissimo al Festival della Canzone. Ma detto così sembrava un po' Gianni Morandi, visto che parli di festival, sai perché bisogna stare uniti, siamo uniti. Andava a 100 all'ora per venire a Lercara, ciao! Questa è la storia. Come si dimenticate faccia. Poi dovete cantare tutti. Bella esperienza comunque il Festival di Lercara. Sì, no, visto che erano tutti bravi, i ragazzi suonavano, anche i musicisti, tutto rigorosamente dal vivo, per cui che ben vengano queste cose così. Poi soprattutto quando chiamano gli imitatori come ospite, voglio dire, uno... E l'importante in questi festival è stare... Stiamo uniti, ciao Gianni Morandi! Grazie. Prego, grazie, scusi, tornerò. I partecipanti ci hanno dato gioia con le loro canzoni, bravi a chi l'anno scorso ha deciso di farci rivivere questo festival, l'associazione Juventus Club, e a tutti coloro i quali hanno partecipato direttamente o collaborato nella manifestazione per la buona riuscita. Che dà modo, riprendo le parole del vice sindaco, di far rivivere un'edizione vecchia del festival, ma soprattutto di nuovo il Cineteatro Idel come teatro. Diamo il premio Radio Lercara. Allora partiamo dal terzo posto, perché in ex equo il duetto Marco Incerti e Sabrina Gilberto. Complimenti. E sempre al terzo posto Erika Romano. Poi abbiamo un secondo posto con il 9% dei voti. Lei è Rosetta Clesi. Complimenti anche a Rosetta. Vince, e lo dico con un po' di commozione, il premio Radio Lercara Rosa Maria Guarino. Il nostro vice sindaco ci annuncia che al terzo posto si è classificato Guarino Rosa Maria. È un trionfo, Rosa Maria! Complimenti ancora Rosa Maria. Il secondo, o la seconda classificata del Festival della Canzone di Lercara è... Calamaio Francesca. Francesca. Complimenti, che ci ha cantato L'uomo che amava le donne di Nina Zilli. Auguri e in bocca al lupo per tutto. Vince il Festival della Canzone di Lercara Rosetta
la consegna di questo Acer. Ora. E adesso Ma chi dedichi questa vittoria? Per tutta la mia famiglia. È giusto. Grazie sempre di vuoi ringraziare qualcuno in particolare? i miei genitori che ogni volta mi accompagnano, quindi mi fanno sempre contenta. Tutti coloro che sono venuti e soprattutto anche la giuria. Grazie mille. Grazie. Allora, fai vedere il tuo microfono. Eccolo qua, eccolo qua. Allora, ti intervistiamo con questo, dai. Allora, com'è stata? Hai vinto il primo premio di questo festival della canzone. È emozionante, non me l'aspettavo, non me l'aspettavo proprio. Cioè... Io me l'aspettavo. Posso dire una cosa? Non so, dietro di me chi c'è, i tuoi genitori, i tuoi zii, non so chi c'era seduto vicino. Io ho detto, appena hai cantato, ho fatto col dito prima, lei arriva prima, ho detto, va bene, quindi insomma, Grazie. noi l'abbiamo capito subito. Io non me l'aspettavo, è stata una vincita comunque. Si vede che. Inaspettata. Sì, sicuramente. C'è una ragione che cresce in me, la coscienza svanisce, è come un viaggio nella notte finisce, dimmi che senso ha. Io sono Rosetta Clesi, saluto la generazione Non Stop, E quanti anni hai? Ce lo dici? 14 anni. Ammazza ragazzi, Che voce, che voce. Per il Festival della Canzone di Lercara Friddi è tutto, al prossimo anno. Che non ho mai perduto Spazio ragazzi, spazio, dobbiamo intervistare la vincitrice, spazio. Ah, ciao. Che bella quella ragazza che tiene la videocamera. È la mia ragazza però, quindi... Soffrano gli azzurri. Sapete cosa risponde alle mie domande? No? Non vi ho detto le domande. Quindi penso di no. Complimenti. Grazie mille, complimenti. grazie. E smettila di tremare, basta. Basta. Magari. Hai mangiato stasera? Ancora no. Vabbè, andiamo a Un po' di mangiare. famuccia, sì. Ok, facciamo un sorriso alla camera, vediamo. È forte, è sempre la tua ragazza quella, brava. Chi non lavora è brava. Infatti per questo lo mettiamo al A lavoro. lavorare, Appunto, io mi sono fermato. Ok.